che caratterizza questi sfidatori della morte. Sembrano esseri di un altro pianeta, creature dovute alla fantasia allucinata di un Edgardo Poe. Primi a scendere sono coloro ai quali è affidata la pericolosissima missione di trovare le mine. Una cupa minaccia pende su di loro, quasi una postuma vendetta del nemico sconfitto. Ecco, una mina è stata individuata. Ora sono i palombari che scendono per allacciarvi un cavo elettrico. Il cavo è stato allacciato. Il comandante della Tenne trasmette la scintilla. Una dopo l'altra le mine saltano a pochi metri dagli impavidi marinai e al tramonto le barche imprendono la via del ritorno. Rischiare la vita per salvare quella degli altri. V'è chi chiama ciò eroismo, ma i palombari non lo sanno. Il loro pensiero va alle mamme, alle spose, ai figli che li attendono trepidanti e le loro voci si uniscono in un coro sommesso. Il marinaio ha la canzone nell'animo, forse perché assuefatto al canto eterno del mare. Ma nel coro dei palombari, come negli squilli dell'alzabandiera a bordo, sempre è il popolo ligure, nato sul mare e per il mare. Qui siamo alla Spezia, dalla speciale impronta di centro militare che la caratterizza inconfondibilmente. Anche questa città mostra le sue doloranti ferite. Ma anche qui è un fervore rigoglioso di vita. Migliaia di operai recano nel famoso arsenale spezzino la loro incrollabile volontà di rinascita. Non si concepisce il riposo. La rassegnazione che costringe spesso l'individuo isolato a contemplare la rovina del proprio focolare con un senso di stupefatto fatalismo è sconosciuta alla massa lavoratrice, che là dove scorge una momentanea paralisi si getta con una specie di gioiosa voluttà a ricostruire. Sono spettacoli che ci fanno dimenticare di essere un popolo sconfitto. Siamo stati prostrati da un immane, immeritato disastro, ma la folla che silenziosa, instancabile, fatica nei porti d'Italia a preparare le navi di domani, il commercio di domani, la vita di domani, dà agli italiani di ogni regione un esempio e un monito. Bandiamo per sempre gli odi e le lotte. Uniamo i nostri cuori e le nostre braccia e risorgeremo dalle rovine. Creata dagli uomini, ogni nave ha qualcosa di umano. Pare che gioisca e soffra alla vigilia di staccarsi dal luogo dove è nata e dalla moltitudine di coloro che le hanno dato forma, vita, bellezza. Nello stesso Golfo Adriatico, a Trieste, la Giulio Cesare ha una gemella, la Augustus, che la seguirà presto sulla stessa rotta del Sud America. Ma mentre qui i lineamenti cominciano appena a precisarsi e la nave è ancora nuda, calda di fiamme ossidriche che le mordono l'epidermide d'acciaio, tormentata da 1000 strumenti che la fanno vibrare fin nelle viscere, levigandola come una statua appena sbozzata,
La Giulio Cesare è invece agli ultimi ritocchi, tutta nuova, brillante, intrisa di odori freschi e giovani. Dopo 1100 miglia di navigazione, eccola maestosa di fronte alla maestà di Genova, simile a un colosso mansueto condotto per mano da bimbi, mentre lascia il porto d'armamento per le sue lontane mete. E la commozione degli addii è soverchiata dallo spettacolo in cui è di scena la nave ammiraglia della flotta italiana, l'espressione più moderna dell'arte e della tecnica navale. Attenzione piloti! Dovere parodia alla pilotina 5. Sono in Rada Ismail da Porto Saide e Independence da New York. E che fa una foto che è un motore per favore, Arrivare a Genova dal mare è il modo più naturale per scoprire il senso di questa città, per entrare nella sua dimensione, nel suo cuore segreto. Per un pilota che da anni fa questo mestiere e che conosce il porto come le stanze di casa sua, una nave vale l'altra, anche un colosso come l'Independence, con un ponte di comando che sembra l'ufficio di un direttore generale. Right on the left now. Gli ordini secchi, precisi del pilota, l'uomo che conosce la strada giusta, sono ripetuti dal comandante e la grande nave impeccabilmente, docilmente, come tenuta per mano, s'avvicina alla banchina, mentre il giorno e la città le vengono incontro. Arrivare è sempre una gioia anche per questi tranvieri del mare che fanno la spola tra Genova e New York e portano i turisti a caccia di sensazioni, a spasso per il mondo. Ma all'alba i turisti dormono e lo spettacolo dell'arrivo è tutto per loro, per questo cocktail di razze. Quando il porto lavora, Genova lavora. Dice la gente che qui sa bene che con il mare, prima o poi, bisogna fare i conti. È la grande strada del mare, infatti, che comanda e detta legge. In questa città, che considera il lavoro come una religione, i metri quadrati di spazio, gli affari, i noli, la giornata, ogni cosa deve essere guadagnata. Si va al lavoro quasi in silenzio, preoccupati, chiusi in se stessi. Il mare che condiziona, che costringe, fa vivere ma non regala niente. C'è un notevole senso di casta in chi lavora nel porto. Anche qui, come nei vari ambienti della città, a tutti i livelli,
si avvertono le paratie stagne di un'ostinata tendenza all'individualismo. Le stive si aprono come scrigni. Le gru sollevano migliaia di tonnellate di merci, ma l'uomo continua ad essere il protagonista principale in queste difficili operazioni di imbarco, di stivaggio e di scarico delle merci. Le macchine, anche le più moderne, a volte non servono. In fondo alle stive c'è ancora bisogno dell'uomo, delle braccia, del colpo d'occhio, del gancio. Un lavoro duro fatto di sudore, di rischio. I rumori, le grida, la polvere, gli odori di questa porta spalancata sul mondo riempiono l'aria e dalle calate, dai docks e dai magazzini si riflettono sulla vita della città. Le correnti di traffico di Milano, di Torino, dell'Italia settentrionale, della Svizzera passano di qui. Il tempo è denaro ed ogni ora di ritardo vale soldi. Bisogna ridurre i costi per non perdere i clienti. Bisogna difendere il primato conquistato con anni di lavoro e di esperienza. Da prima della guerra il traffico è quasi quintuplicato e oggi è indispensabile continuare a mantenere il passo, anche se diventa sempre più difficile. Tutte le discussioni, le polemiche, hanno il principale obiettivo di difendere la vita del porto, al quale è intimamente legata l'esistenza stessa della città. Mai così felice. E pelo espírito todo italiano da hospitalidade, de que os passageiros gozam, que o tornam um navio excepcional. Uma sensação de civilização antiga. Mai così felice. Così felice. Mai così felice. Da técnica naval, mas é também pelo ambiente da vida de... Mai così felici come a bordo delle Saturnia e Vulcania. Italia di navigazione. Dall'Italia a New York. Dall'Italia a New York con la Leonardo da Vinci e la Cristoforo Colombo.
Paradisi del mare. Possibilitada pelo nome de um gênio da arte. Una città non è così ricca di ritrovi, di boutique, di passeggiate, di occasioni di eleganza. Una fortezza non è così guardata e possente. Un grand hotel non è così splendente di saloni, di feste, di incontri d'arte e di giochi. Una nazione intera non è tanto orgogliosa di sé quanto di questi suoi figli d'acciaio e d'arte su cui sventola il tricolore. Andateci per mare. Mais tarde poderemos ir às boates. O novo dia terá o mesmo ritmo, novas... Sbarcate a Manhattan dai vostri paradisi del mare. O maior navio italiano de passageiros. A originalidade da sua construção torna uma obra... Le stupende navi dell'Italia Navigazione.